Arianna Iacono, oggi una giornata di protesta per il circo. Quali sono le ragioni, di questa manifestazione che state facendo e che nei giorni state organizzando? Organizzerete un sit-in? Insomma, perché siete qua oggi di domenica? Sì, siamo qua perché non siamo contro il circo, siamo contro l'uso degli animali nel circo. Ormai l'uso degli animali nel circo è una cosa in controtendenza perché tutti in tutto il mondo, in Italia anche, si stanno adeguando i circhi a utilizzare gli esseri umani, le abilità e i talenti degli esseri umani e lasciare gli animali nel loro habitat dove gli compete, quindi non portarli nel circo. A mio avviso, io parlo da insegnante, è uno spettacolo molto triste. Sin da bambino mi ha fatto tristezza vedere gli animali nel circo, così come negli zoo, perché penso che sia una forzatura, qualcosa che è contro natura e soprattutto che fa soffrire gli animali. Per quanto bene possano essere trattati, sono comunque in un contesto che non è il loro e sono comunque in una situazione che non è assolutamente nella natura, come dovrebbe di fatto. Considerando anche il caldo che c'è, insomma. Considerando il caldo, noi adesso siamo qui sotto il sole in questa intervista, stiamo già soffrendo, forse sono passati solo pochi minuti, quindi immaginiamo anche le condizioni degli animali, insomma. Ripeto, non è un attacco specifico a nessun circo in particolare, è una protesta contro l'uso degli animali nei circhi, che è una cosa tra l'altro che è prevista anche dalla legge, nel senso che scoraggia proprio questa cosa che è ormai obsoleta e antiquata. Avete in mente di fare qualche altra iniziativa? Stiamo organizzando un sit-in pacifico di protesta, insomma, anche di sensibilizzazione, sì, per mettere a conoscenza le persone che è possibile, sono possibili anche circhi senza animali, senza l'utilizzo degli animali. Qualcosa in merito? Noi ovviamente ci associamo alle nobili parole della professoressa Iacono, perché comunque la salute degli animali, dalla salute degli animali dipende la salute di tutto l'ambiente della terra, e quindi noi appunto teniamo all'ambiente prima di tutto, e poi è anche un esempio sbagliato secondo me per le nuove generazioni che appunto si abituano a questi trattamenti che non sono assolutamente appunto in tendenza ormai, non sono normali.